iniziamo. Ci sediamo? Ci sediamo? I miei rispetti. Cosa io? Ho visto che te l'ho copiato. Beh, io ho appena preso un caffè. Prendiamo posto, per favore. Prendiamo posto. Apriamo la 26esima seduta del Consiglio Comunale di venerdì 6 agosto 2021. Questa sera la seduta è aperta al pubblico, anche se vediamo che sono tutti in ferie. È comunque garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione video e in streaming internet della Tenda TV. Passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Bagliana Mirella. Casagrande Andrea. Assente, giustificato. Dare Gianantonio. Assente, giustificato, dovrebbe arrivare in ritardo. De Antoni Giulio. Assente, giustificato. De Bastiani Alessandro Giuseppe. De Nardi Barbara. Assente, giustificata. Dus Marco. Gomiero Maurizio. Miatto Antonio. Pagotto Alberto. Parrella Roberto. Rasera Gianni. Sta arrivando. Rosset Mario. Salezze Silvia. Assente, giustificata. Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto. Varaschin Gianni. Undici presente, la seduta è costituita. Nomino gli scrutatori che mi hanno passato i capigruppo. Allora, Varaschin. Sì, certo. 11. 11. Scusate? 11, dovrebbe, il numero legale è 9. 8 escluso il sindaco. No. Ah, no, era Grazie oh. della... Grazie consigliere Dus dell'osservazione. Allora, gli scrutatori che mi hanno passato i capigruppo sono Varaschin, Pagotto e Marco Dus. Bene. Passiamo alle comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Volete che cambiamo? No. Ah beh, dai, stavolta a rotazione facciamo così. Buonasera, come ormai di rito do gli ultimi dati relativi alla pandemia e vi comunico che la curva sta crescendo. Vi avevo già detto una settimana fa che i numeri si stavano impennando, lentamente siamo cresciuti da 0 a 10, poi rapidamente fino a 20, questa mattina eravamo già a 44, quindi il trend continua imperterrito, sempre un numero
più basso rispetto alle curve passate, però sta andando su. Se in una settimana è raddoppiato, tutto lascia presumere dal rateo di crescita che ci sarà un ulteriore incremento. Dei 44 positivi c'era un bambino che aveva 11 mesi, poverino, è ancora positivo, se ne è aggiunto uno di 2 anni. Quindi ci sono anche di questi casi qua. Comunque 27 sono sotto i 30 anni, 10 fra i 30 e i 50, 4 sopra i 50. La cosa rispecchia un pochettino quella che è la percentuale di vaccinazioni fatte nelle varie coorti di età. Ho avuto un dato ulteriore che ci dice che la nostra città è mediamente vaccinata un po' meno della media del resto dei comuni della nostra provincia. Si va in base alle varie coorti di età da circa il 3 a quasi il 5% in meno. Quindi approfitto per rinnovare l'invito a vaccinarsi, perché i vaccini sembrano tenere abbastanza nonostante questo fenomeno delle varianti. I vaccini sembrano tenere perché nonostante le varianti che stanno diffondendosi, sono pochissimi i casi di persone vaccinate che diventano positive quasi senza sintomi, ma che diventano positivi. In genere la quasi totalità continuano ad essere positivi non vaccinati. Quindi il consiglio a vaccinarsi, io lo ripeto anche questa sera. Bene, allora partiamo con l'ordine del giorno, con una prima interrogazione a risposta orale pervenuta in data 29/7 dal consigliere comunale Alessandro De Bastiani, gruppo De Bastiani Rinascita Civica, per conoscere a distanza di 60 giorni la risposta alla mozione del 27 maggio 2021 riguardante gli appartamenti in ERP di Borgo Meschio. Prego consigliere per l'illustrazione dell'interrogazione. Buonasera, sì, non ho l'interrogazione scritta, ma era talmente semplice che posso ripeterla a memoria. Riguardava appunto la mozione del 27 maggio del 21, quindi di circa 60 giorni fa, con la quale il Consiglio Comunale incaricava la Giunta di verificare se gli appartamenti in ERP di Borgo Meschio, ERP è edilizia residenziale pubblica, fossero ancora un obbligo del costruttore. E poi chiedevo anche, in seconda battuta, se era stata ottemperata la disposizione dei revisori dei conti che dicevano di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti, mi sembra, la delibera del Consiglio Comunale. Grazie. Risponde il sindaco. Buonasera. Allora, mi metto vicino. Rispondo, dopo aver cercato un pochettino di fare un po' di storia, di rifare la lunga storia. E ritengo che sia giusto specificare in modo che tutti capiscano cosa vuol dire ERP, edilizia residenziale pubblica, che obbligatoriamente doveva essere espressa in caso di piruea in virtù della legge 23 del 99, mi pare, era una percentuale dell'edificato che doveva essere destinato appunto a questa edilizia. Però, 5%. intendiamoci, quell'edilizia non era che una parte dell'edificato dovesse passare in proprietà di un qualche ente pubblico, nello specifico del comune, ma era un impegno
della ditta che edificava a venderlo, a metterlo sul mercato o per la vendita o per l'affitto a un prezzo minore convenzionato con l'amministrazione comunale. Ed effettivamente quando la vicenda iniziò si tenne conto di questo obbligo, che però questo obbligo, se andiamo a vedere legalmente, decadde nel 2004 con l'avvento della legge 11. La legge 11 tolse questo obbligo. Io penso che da quello che raccontano che non fosse effettivamente produttrice di nulla, perché ci sono dei prezzi ufficiali e dei prezzi non ufficiali delle cose, per cui quell'obbligo non generava un granché di beneficio e si preferì fare in altro modo. Nello specifico nostro, il Piruea, quando fu prodotto, aveva un 5% di edificato che doveva essere ricondotto sotto la tipologia di ERP. Quell'obbligo non fu mai sottoscritto, si prese atto del mancato obbligo nel 2016. Nel 2016 non se ne parlò, come non se ne è parlato poi nell'atto transattivo finale nostro. Quindi di per sé potrebbe essere che quell'obbligo fosse legato a una valutazione fatta in origine nel momento della pattuizione del beneficio pubblico nella creazione del Piruea, ma come obbligo legale successivamente non c'era più stato. Nella pattuizione ultima non se ne parla, nel 2016 non se ne parla più, è andato nel dimenticatoio. Relativamente, quindi obblighi di legge, no. Relativamente alla seconda parte della sua interpellanza, la risposta è no, ma ci siamo, nel senso che abbiamo avuto il passaggio in giunta successivo al Consiglio Comunale, abbiamo avuto la sottoscrizione della convenzione, adesso, solo adesso, possiamo mandare il tutto alla Corte dei Conti. La vicenda si è completata e a giorni, adesso possiamo. È questione di questi giorni qua. Allora, sì, ringrazio il sindaco della risposta, anche ben articolata, che non mi convince. Io non sono un giurista, per cui in questo momento non sono in grado di valutare e di dire se appunto questo obbligo è decaduto. A rigor di logica, secondo me, quando degli impegni vengono sottoscritti dovrebbero teoricamente, a mio avviso, rimanere, e quindi io credo che quell'obbligo persista. Il fatto che non se ne sia più parlato, questa non è una giustificazione, e quindi secondo me, se non vogliamo fare ulteriori regali a chi già ne ha ricevuti oltre il dovuto, sarebbe opportuno, anche per una questione così di giustizia, insomma, perché allora altrimenti passa sempre la solita storia che sempre i più furbi sono quelli che portano a casa e gli altri pagano. A mio avviso dovrebbe essere approfondita e vagliata questa appunto prescrizione, che a mio avviso non credo sia decaduta dal momento in cui era stata sottoscritta. Grazie. Grazie consigliere De Bastiani. Passiamo ora al primo punto dell'ordine del giorno,
al secondo punto dell'ordine del giorno, variante al PRG numero 68 2001, adeguamento al disciplinare tecnico del sito UNESCO, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Adozione ai sensi articolo 50,6 legge regionale 61/1985. Lascio la parola all'ingegner Curti per l'illustrazione della proposta di delibera. Buonasera a tutti. Scusate perché stiamo cercando di connetterci con il professionista che ci ha supportato nel redigere la variante, ma siccome è in un posto dove c'ha poca linea e non riesce, io tengo d'occhio lo schermo, intanto inizio io ad illustrare la variante che proponiamo questa sera. Allora, scusate, no, ho sbagliato, ovviamente ho sbagliato. Ce la posso fare? Interrompi condivisione. Mi manca una cosa. Si è accesa? Perfetto. Allora, questa sera portiamo all'adozione del Consiglio Comunale una variante... Posso togliermi la mascherina? Grazie. Una variante al PRG relativa all'adeguamento del nostro strumento urbanistico al disciplinare UNESCO. Senza entrare nella storia di quello che è stato per Vittorio Veneto e per i comuni contermini diventare sito UNESCO, questo ha comportato comunque alcuni obblighi di legge, fra cui quello di adeguare i nostri strumenti urbanistici, per noi il PRG, per altri comuni il PAT e il PI, a quello che è stato il disciplinare che la Regione Veneto ha approvato. Disciplinare che ha una serie di norme che riguardano esclusivamente quanto ricade all'interno dell'area riconosciuta come core o buffer zone. Intanto qua volevo mostrarvi qual è il territorio UNESCO, dove abbiamo in verde la core zone, quindi la parte principale, poi questo colore azzurro la buffer, e il resto sono i territori che comunque sono all'interno dell'UNESCO ma non sono disciplinati precisamente. A fianco a questo abbiamo invece quella che è la nostra, eccolo qua, ecco, lo vedete meglio voi che io a video che non vedo nulla. Questa è la parte sud del comune di Vittorio Veneto, dove abbiamo in rosso la core zone e in giallo la buffer zone. Tutto il resto è la commitment area, ossia siamo all'interno dell'UNESCO ma non ci sono norme particolari. Che cosa significa adeguare le nostre norme al disciplinare UNESCO? In realtà significa recepire il disciplinare come un ulteriore allegato al piano regolatore generale. Quindi le modifiche che noi siamo andati ad apportare alle norme di attuazione ve le leggo perché sono talmente semplici. Abbiamo modificato l'articolo 1 delle norme tecniche di attuazione, inserendo nell'elenco degli elaborati che compongono il piano regolatore il disciplinare tecnico UNESCO e questa planimetria che individua esattamente qual è l'area core zone, buffer zone e area esterna. Abbiamo poi modificato l'articolo 38, sempre delle nostre norme di attuazione, che è un articolo particolare molto interessante che parla del progetto di conoscenza. Lo abbiamo modificato, il progetto di conoscenza riguarda tutti i fabbricati del comune che hanno un valore storico documentale a diverso livello. Voi sapete che abbiamo i gradi di protezione dall'1 al 5, per cui riguarda tutti questi fabbricati. E abbiamo inserito delle piccole precisazioni, poi magari le spiegherò un po' meglio, per quello che riguarda i fabbricati siti all'interno dell'area UNESCO. Abbiamo modificato alcuni articoli sulle zone agricole, in particolare il 72, il 74, l'81 e l'85, semplicemente facendo rimando a un capitolo 10 che abbiamo inserito ex novo. Capitolo 10 che in realtà
va semplicemente a disciplinare meglio il discorso del progetto di conoscenza a cui accennavo velocemente prima. Va a spiegare il perché lo abbiamo inserito, nel senso che il disciplinare UNESCO prevede che tutti i fabbricati esistenti all'interno del sito UNESCO alla data del 54 siano comunque considerati di valore storico testimoniale. Dopodiché dobbiamo andare a vedere che tipo di fabbricati, di che cosa stiamo parlando, nel senso che io nel 54 potrei vedere un fabbricato che magari era stato fatto nel 53, quindi gran valore storico documentale potrebbe non averlo. Per questo motivo è stato deciso che tutti i fabbricati che compaiono nel volo GAI del 54 hanno comunque grado di protezione 3, che è un grado intermedio che permette una ristrutturazione senza però la demolizione del fabbricato, fermo restando che poi quando si va a intervenire sul fabbricato viene fatto questo progetto di conoscenza che permette effettivamente di valutare se quel grado 3 corrisponde al manufatto di cui parliamo o se in realtà è una stalla fatta su in blocchi di cemento un anno prima e quindi priva di qualsiasi valore. E questo però o facevamo la schedatura di tutti i fabbricati, che sono qualche centinaio, ma la scelta che è stata fatta un po' da tutti i comuni del territorio UNESCO è stata quella di demandare comunque di volta in volta quando si farà un intervento. Sono fatti salvi ovviamente all'interno del territorio tutti i fabbricati già schedati e che hanno già un grado di protezione. Quindi per quelli rimane ferma la disciplina vigente perché una valutazione è già stata fatta. E l'ultima cosa che inserisce il capitolo 10 è semplicemente una tabella riassuntiva che, partendo dagli articoli del disciplinare tecnico, articolo per articolo, va a definire se è o meno prescrittivo, perché il disciplinare tecnico ha alcuni articoli prescrittivi, soprattutto per quanto riguarda la core zone, altri articoli che sono indicativi di buone pratiche per quanto riguarda la buffer zone. Per cui all'interno delle norme di attuazione a questo capitolo 10 abbiamo fatto una tabella che articolo per articolo, comma per comma, dice valore di indirizzo, valore prescrittivo, valore indicativo a seconda della zona e dell'articolo. Quindi questa è la variante che noi andiamo a proporre questa sera. Adesso scusate che vedo se per caso si è collegato il nostro tecnico, ma non lo vedo. Vabbè. Io comunque tecnicamente, non so se sono stata troppo succinta, ma in realtà non è che ci sia moltissimo da dire, perché se avete visto l'elaborato comparativo delle norme di attuazione è esattamente quello che vi ho illustrato, cioè ci sono 3 pagine modificate, ma perché la tabella ne occupa 1,5, quindi questa è un po' l'estrema sintesi. Vediamo se riesco a riaprirlo. Niente, non lo vedo. Se ci sono domande, visto che non riesco a contattare il tecnico, cercherò di rispondere io. Se avete qualche domanda tecnica, secca, subito, così, e dopo apriamo la discussione. Sì, allora, No, fai pure. Aspetta, ho aperto il microfono a Dus, vabbè c'è scritto De Nardi, va bene lo stesso. No, ma faccio... Ah, dopo? Prego, consigliere Bagliana. Sì, solo una richiesta di chiarimento. Siccome sono andata un po' a vedermi anche il lavoro fatto dagli altri consigli comunali che fanno parte del sito UNESCO e quindi Valdobbiadene nel Susegana, insomma ho cercato un po' di documentarmi, ho visto che nelle loro delibere oltre agli allegati che lei ha citato sono specificati anche l'allegato
asseverazione idraulica e l'asseverazione sismica, immagino richiesta al Genio Civile. Ecco, mi chiedo solo da un punto di vista formale, se vedo che nelle altre delibere sono presenti, nella nostra no. Chiedo, è obbligatorio o va bene così? Addirittura in quella di Susegana c'è una cosa anche di più, c'è una valutazione di incidenza in base a un articolo di legge. Ecco, chiedo solo questo, grazie. Prego. Allora, sono obbligatorie per legge, ma non sono allegati alla variante. Sono 2 documenti che noi abbiamo comunque inviato al Genio Civile, così come abbiamo inviato all'ULSS la richiesta di parere come su qualsiasi variante. Quando noi facciamo una variante urbanistica, chiediamo un parere al Genio Civile sulla questione idraulica e sulla questione sismica, e chiediamo il parere all'ULSS. Oppure attestiamo che non sono necessarie. In questo caso ho ritenuto che il parere all'ULSS fosse necessario perché il disciplinare UNESCO consente l'utilizzo di fabbricati anche rurali in modo diverso da quello che prevedono le nostre norme, quindi ritengo che il parere dell'ULSS sia essenziale. Per quanto riguarda invece il Genio Civile, condivido quanto hanno fatto i colleghi, non l'ho considerato un allegato, però abbiamo trasmesso già al Genio Civile l'asseverazione sia per quanto riguarda il profilo idraulico che per quanto riguarda il profilo sismico. Poi diceva, scusi, un'altra cosa? Ah sì, del discorso del comune di Susegana che ha allegato la Vinca. In realtà la Regione dovrebbe risponderci la settimana prossima sull'obbligatorietà o meno di questo, che in ogni caso arriverebbe al momento dell'approvazione. Sì, infatti è l'unico che l'ha fatto, perché con gli altri comuni con cui mi sono confrontata, non con tutti, stiamo attendendo la settimana prossima la risposta della Regione. Consigliere Tonon. Sì, Presidente. Le mie sono domande prettamente tecniche, perché il deliberato dice che noi andiamo a votare, a votare l'adozione di questa variante costituita da 4 allegati. Nella relazione, allegato 01, volevo capire se la mia stampa, che è un po' birichina, oppure se effettivamente mancano degli elementi a pagina 17 e 18, dove all'articolo 81, commi 3, 4, 5, 6 e articolo 85,5 mancano i numeri degli articoli, cioè risulta nella stampa, tanto per dire, tenendo conto dei riferimenti tipologici tendenziali di cui all'articolo errore. L'origine del riferimento non è stata trovata. Allora, per capire, a pagina 17 della relazione, perché siccome ricorre ben 5 volte questo inghippo, non credo che votiamo. Vabbè, è un mero errore materiale, forse, non so, però. Infatti c'è l'errore, l'origine di riferimento non è stata trovata. Vede che il comma 3, per esempio, l'origine. Ok. Mancano tutti è gli saltato articoli. un collegamento ipertestuale, sì, è vero. Appunto. Ma siccome manca ben 5 volte, credo che prima di approvarlo. Va corretto. Va sanato, questo. sì, credo anch'io. Assolutamente, perché sono i collegamenti che si fanno in automatico e qua è saltato. E poi, se cortesemente mi illustra, dunque a pagina 20 della medesima relazione si cita nello schema delle linee guida, allegato C, valore prescrittivo secondo le modalità di cui all'articolo 91 bis, che è quello che lei citava prima, capitolo 10, comma 4. Dov'è il comma 4 qua delle norme tecniche di attuazione? Perché io arrivo a pagina 93 delle norme tecniche. Si sono dimenticati di mettere il 4. Appunto. Perché c'è il 3, fatta salva la disciplina, che si divide in punto A e B. Dopodiché, esatto. ai sensi dell'articolo 2, comma 2.5 del disciplinare, quello era il comma 4 ed è saltata la numerazione.
No, però, no, scusi, cioè, ma è un rientro quello, eh? Sì, perché hanno sbagliato a formattare il Word. È un errore di formattazione del Word. Ma quindi il 4 sarebbe ai sensi dell'articolo 2? Sì. Ah. Infatti dice, ai sensi dell'articolo 2,2.5 disciplinare tecnico, le schede di cui all'allegato C delle linee guida, così come integrata, la scheda, scusate, ha valore ricognitivo o normativo, a seconda che gli edifici siano già schedati oppure che siano edifici compresi nel volo GAI e per cui non esiste una schedatura comunale precedente. Questo è proprio un errore di formattazione. Sì, però scusi, a pagina 20 parla, dove c'è l'allegato C, parla di valore prescrittivo. Dunque, scusi un attimo, dice valore prescrittivo secondo le modalità. È prescrittivo fare le norme, dopodiché se io ho un fabbricato che è già schedato e ha già un grado di protezione all'interno della core o della buffer zone, la scheda che io vado a fare, che devo fare perché me lo impone la norma, avrà un valore ricognitivo perché il piano regolatore ha già disciplinato quel fabbricato. Se quel fabbricato appartiene invece a quelli che andiamo a individuare ora con il volo del 54 e che non sono mai stati schedati, a quel punto diventa normativo, perché facendo la scheda io vado a valutare il tipo di fabbricato e il valore che ha e quindi normo il tipo di interventi che posso fare sulla stessa. Non mi convince del tutto la spiegazione. Non mi convince del tutto la spiegazione. Forse abbiamo sbagliato a scrivere in italiano, cioè senza il forse non è chiaro l'italiano, questa era la volontà di questa indicazione. Sì, non capisco, io non sono un tecnico della materia, per cui è vero che questo argomento sarà affrontato soprattutto dai tecnici, ma siccome è l'adozione di una variante implementativa rispetto al PRG vigente, perché cos'è la 68esima variante mi pare, e riguarda un argomento nuovo che chiederà nuova documentazione da parte dei tecnici. Io spero che questo sia molto chiaro per i tecnici, ripeto, perché se saltano i collegamenti ipertestuali da un lato e dall'altro salta la formattazione del Word, sarete probabilmente altrettanto comprensivi nei confronti dei tecnici, penso. Vabbè, grazie. Grazie, consigliere Tonon. Altre domande secche sui documenti? Prego, consigliere Dus. Sì, buonasera. La prima domanda che faccio è relativa alla delibera con cui era stato affidato l'incarico al, aspetti che non sbaglio la dicitura, professore architetto Amerigo Restucci, e se rientrava in questo tipo di lavoro oppure se il lavoro che ha fatto non c'entra assolutamente nulla con questa cosa qua. La seconda cosa che volevo chiedere era l'incarico alla società che ha redatto questo documento è stato dato il 3 giugno 2021, il 23 luglio è stato presentato al Comune, se non sbaglio, e il 6 agosto è stato deciso di portare in Consiglio. Nella commissione del 30 marzo, a proposito di questo studio sull'UNESCO, noi come consiglieri avevamo chiesto, siccome c'era stato detto che ci sarebbero stati anche fatti degli incontri pubblici con diversi stakeholder, volevo capire se erano stati fatti come sta succedendo per il PAT oppure no, insomma, quali effetti aveva dato questo tipo di incontri e di interlocuzioni. Ecco, sottolineo che dalla sequenza di date che ho esposto, 3 giugno, 23 luglio, 6 agosto, francamente non c'è stato dato molto tempo per
capire bene di cosa si tratti questo documento, e credo che sia un documento in realtà molto importante e mi auguro non così impattante per la nostra realtà. Faccio subito l'osservazione, anche se non è proprio una domanda, è più un'osservazione la mia, appunto, è che le norme di attuazione prevedono che venga redatto il progetto di conoscenza, l'avevo fatto presente anche all'interno della Commissione. E il progetto di conoscenza non è un progettino proprio così banale da redigere, perché prevede che sia fatto un rilievo metrico ed architettonico, vado solo per spunti, un rilievo morfologico, un rilievo fotografico, un'indagine stratigrafica, uno studio comparativo, un'indagine sulle fonti d'archivio, una lettura dei processi storici di formazione e trasformazione, una lettura dei caratteri ambientali e paesaggistici del territorio UNESCO, una definizione del grado di trasformabilità e progetto di intervento. Ecco, il progetto di conoscenza, se non ho capito male, si rende obbligatorio per gli edifici che rientrano nella core zone e che hanno un grado di protezione 1 e 2. Per questi edifici qui è obbligatorio sviluppare il progetto di conoscenza e credo che sia un adempimento a carico dei cittadini, che poi lo dovranno naturalmente riversare ai professionisti, non proprio così banale. Allora, è vero che si è detto in commissione che si sarà morbidi poi sull'applicazione e la richiesta di questo progetto di conoscenza, però qui c'è già un termine perentorio, cioè viene detto che per i gradi di protezione 1 e 2 diventa obbligatorio. Ecco, anche su questo magari vorrei chiedere un chiarimento, perché magari è una mia interpretazione erronea. Lo dico perché, per fare l'esempio pratico, se poi un giorno, fra poco, grazie proprio anche a queste norme di attuazione, venisse concessa la possibilità di trasformare una stalla o un ricovero attrezzi o comunque un annesso rustico in un edificio atto a vocazione turistica, chi deve fare questo procedimento, questa trasformazione, si trova questa incombenza che non è naturalmente colpa di nessuno, però c'è scritta qui nero su bianco e quindi è un adempimento in più rispetto a quelli che già ci sono. Grazie. Grazie consigliere Dus. Prego ingegnere. Allora, scusi che mi sono presa nota perché altrimenti poi dimentico. Per quanto riguarda il professor Restucci, in realtà lui non era incaricato di redigere questa variante, ma è incaricato di dare consulenza per la redazione del PAT per quanto riguarda l'UNESCO. Quindi sta lavorando su un altro fronte, dove peraltro, siccome si spera di farlo velocemente, il PAT e poi il PI, andremo a declinare molto meglio tutta questa normativa. Adesso l'abbiamo recepita come allegato, dopodiché andremo puntualmente a articolare gli articoli, scusate il giro di parole. Per quanto riguarda gli incontri, in realtà all'inizio si era partiti anche assieme ad altri comuni, eravamo partiti in 5 comuni su richiesta della Regione a valutare come affrontare questa variante. E subito eravamo partiti, soprattutto noi a Valdobbiadene, pieni di buona volontà di fare delle cose grandiose, poi ci siamo resi conto che non era possibile, tant'è che gli altri comuni che facevano parte di questo gruppo, diciamo così, sperimentatore per la Regione, hanno detto noi approviamo come allegato. I comuni che non facevano parte di questi 5 hanno detto noi approviamo come allegato, noi a Valdobbiadene ci siamo guardati e abbiamo detto beh facciamolo anche noi. Quindi tutti questi incontri diventavano meno fondamentali in quanto non andiamo a fare altro che prendere il disciplinare approvato dalla Regione e allegarlo alle nostre norme. Ciò non vuol dire che non ne faremo nell'ambito del PAT, sono previsti a settembre, fine settembre, adesso la prossima settimana decideremo le date e quindi poi le pubblicheremo anche. Per quanto riguarda invece il progetto di conoscenza, il progetto di conoscenza non ce lo siamo inventati, esiste da sempre nel nostro piano regolatore ed è una cosa anche molto interessante e che molti in realtà ci invidiano, perché permette anche di modificare i gradi di protezione. Il progetto di conoscenza è obbligatorio per i fabbricati con grado 1 e 2, stiamo parlando delle ville venete. La maggior parte dei nostri fabbricati ha grado 3, qualcuno ha grado 4 e 5, lì il progetto di conoscenza è fatto in forma ridotta, ma è
nobilitarlo, chiamarlo progetto di conoscenza, perché è quello esattamente che si fa ogni qualvolta si interviene su un fabbricato esistente. Il rilievo, una buona documentazione fotografica. Quello che noi andiamo a chiedere, partendo dal presupposto che i fabbricati siano di grado 3, non è una cosa stratosferica, è di compilare la scheda allegato C e di fare una valutazione che ci permetta di capire se quel grado 3 è un grado 3 reale o se, come dicevo prima, sono sfortunati perché hanno fatto il volo nel 54 e avevano costruito nel 53 quei blocchi di cemento e quindi quel fabbricato non ha alcun grado. Dubito che troveremo situazioni dove andremo a dire che c'è un grado 2 o 1, perché la schedatura che ha il nostro comune in realtà è molto estesa e molto completa, per cui penso che la maggior parte dei fabbricati siano già stati schedati. Ho risposto? Era questa la domanda. Sì, non capisco se noi abbiamo fatto fondamentalmente una mera trasposizione del regolamento, ma allora perché abbiamo affidato l'incarico allo studio? Abbiamo affidato l'incarico allo studio, uno perché ci supportasse, visto che tra l'altro è uno studio che sta predisponendo tutta la parte di prontuario proprio per l'associazione dell'UNESCO. Le professionalità all'interno degli uffici. In secondo luogo, come le dicevo, io ero partita con un'idea molto più ambiziosa ed è stato proprio in questo ultimo periodo, dopo mesi di confronti con la Regione e con gli altri comuni, è stato solo nell'ultimo periodo che siamo arrivati a più miti consigli, pensando che era preferibile recepire le norme come allegato anziché andare a mettere a mano a tutti gli strumenti, perché poi se andiamo a vedere le norme avranno influenza sul regolamento edilizio, cosa che peraltro stiamo facendo separatamente perché è un altro percorso e quindi poi alcune cose le troveremo andando avanti nel regolamento edilizio. Le ritroveremo poi nel PAT alcune norme e altre hanno più valenza di regolamento di polizia rurale. In questo modo, senza mettere mano a più strumenti che stanno comunque cambiando per altre norme, per altre leggi, abbiamo un unico punto di riferimento e mano a mano che procederanno i lavori di tutti gli altri strumenti che stiamo adeguando, andrà sempre perdendo più di importanza questo allegato perché ci saranno i riferimenti precisi nel regolamento edilizio piuttosto che nel regolamento di polizia rurale, piuttosto poi che nelle norme del PAT e quindi del PI. Grazie. Consigliere Gomero. Buonasera ingegnere, volevo chiederle, buffer zone e core zone da casa non capiscono molta gente, cioè buffer zone è la zona limite, core zone è il cuore dell'UNESCO. Quanto territorio abbiamo noi o si può definire un attimo dalla mappa di prima che zona è interessata come cuore dell'UNESCO dove andranno applicate tutti questi regolamenti, queste leggi? Perché è una parte limitata da questo che ho visto dalle carte, cioè quel territorio lì comprende che anche Capesica, Cozzuolo o solo la zona di Formeniga, Confin, tutta quella zona là? Questo è un elaborato posizionato sulla carta tecnica regionale che è la stessa su cui noi abbiamo il PRG, per cui chiunque debba intervenire è in grado assolutamente di valutare se è. Ovviamente poi la core zone è quella di maggior prescrittività, di maggior pregio, la core zone leggermente meno ma ancora abbastanza importante, poi tutto il resto. Adesso io non mi sono presa sulle note, sicuramente ce le ho giù in ufficio nel materiale di quanti ettari sono, però è esattamente sovrapposto al nostro piano regolatore perché è una delle tavole fatta sulla stessa base, quindi tant'è che sulle tavole che stiamo predisponendo del PAT è all'interno di dei vincoli, perché è un ulteriore vincolo, ne avessimo avuto bisogno, è un'opportunità, però è anche un vincolo, visto che questo territorio li ha tutti, non ce li siamo fatti mancare.
Grazie. Assolutamente. Sì, però venga pure qua, che questa è la zona adibita per vice sindaci, consigli, assessori, eccetera. No, va benissimo. Sì, scusi Prego. Presidente, ho visto solo per rispondere al consigliere Gomiero, ma penso che sia interesse di tutti, il discorso della core zone e della buffer zone. Come vedete dalla cartina, l'area interessata va esclusivamente la Val dei Fiori, per capirci, con, se vedete dalla cartina, Formeniga, è quasi tutto buffer zone, è tutta buffer zone. Carpesica, verso l'autostrada, per capirci, la collina verso l'autostrada è buffer zone, mentre la zona che confina con Cozzuolo comincia a diventare core zone, che è questa qua. Vado giù, ecco qua, qua è Carpesi. Vedete il confine a sud tra il giallo, diciamo, e il violetto, è Carpesica, diciamo la provinciale che sale da Conegliano, Ogliano a sinistra andiamo in core zone, a sinistra andando verso nord in core zone e a destra andiamo in buffer zone. La zona violetta comprende tutto praticamente, quasi tutto a Cozzuolo, confin, senz'altro, poi se ingegnere sale verso nord. Vedete l'autostrada, che è quella, divide praticamente proprio, c'è un piccolo pezzettino, una piccola di buffer, la core zone da tutto dal resto del mondo. Poi vedete in giallo, quella zona lì è la zona di San Paolo, sopra, dal Duomo, praticamente da Villa Papadopoli, dalla biblioteca, per capirci, Castello del Vescovo, così, diventa tutta buffer zone, qui davanti la zona del Monte Altare, buffer zone, e arriva, se vedete, fino alla provinciale di Longhere, alla chiesa di Longhere, andando verso ovest, a sinistra della chiesa della provinciale è buffer zone, e a destra niente. E si congiunge poi sul Baldo e poi andiamo nel col confine di Revine e di Tarzo, per dare un'idea di che zona stiamo parlando. Grazie, Vice Sindaco. Prego, consigliere Balliana. Sì. Allora, io avrei finito le questioni tecniche, volevo fare un intervento più sulle partiamo con gli interventi, se non ci sono altri interventi del... Sì, no, allora, la valutazione che volevo fare è che questo disciplinare appunto viene adottato in base alla legge appunto 21 del 2019 e ci dà l'opportunità di sviluppare delle riflessioni, no? Su quello che si sta facendo. In premessa vorrei dire che nel disciplinare, e questa è una decisione che spetta al Consiglio Comunale, forse l'unica decisione di tipo politico, se possiamo dirla così, al Consiglio Comunale spetta alla facoltà, le amministrazioni hanno la facoltà di scegliere se applicare le normative di carattere prescrittivo che sono obbligatorie per la core zone anche nella buffer zone e alle volte anche nelle aree limitrofe. Perché nel disciplinare che andiamo ad adottare c'è espressamente scritto in più punti che viene richiamato appunto più punti, ad esempio nel punto 1.8 e poi a conclusione anche del capitolo relativo alle zone agricole, viene espressamente fatto un invito alle amministrazioni che queste prescrizioni possono essere adottate anche nella buffer zone. Allora, io l'avevo detto anche in commissione urbanistica, dal mio punto di vista adottare delle prescrizioni solo alla core zone, lasciando fuori le buffer zone, va a indebolire l'idea poi di tutela e di salvaguardia del territorio. Io appunto sono andata a vedere altri consigli comunali dove è stato applicato questo disciplinare. Per esempio, vi faccio l'esempio di Susegana, loro non hanno core zone, hanno solo buffer zone,
però in tutta la buffer zone hanno preso le prescrizioni più severe e le hanno applicate. Allora io adesso capisco che potrebbe sembrare impegnativo, però io sono dell'idea invece perché per dar valore poi a quello che la maggior parte delle persone hanno salutato favorevolmente questo ingresso nella lista del patrimonio riconosciuto dell'UNESCO, però con altrettanto impegno, secondo me, dobbiamo anche cercare di tutelare e di valorizzare il territorio. Quindi se ci vengono chiesti, tra virgolette, perché adesso, l'abbiamo sentito anche prima, questo disciplinare sembra che siano delle restrizioni. Allora, prima vogliamo il sito UNESCO, poi facciamo fatica a digerire le prescrizioni. Allora, io invece sono dell'idea che se abbiamo avuto la volontà di portare a casa questo risultato a livello così regionale e nella nostra zona, dobbiamo essere anche forti nell'idea di salvaguardare al massimo e di tutelare al massimo quelle che sono poi le caratteristiche tipiche di queste zone. Ecco perché io l'avevo detto anche in commissione, secondo me le prescrizioni che ci sono nella core zone andrebbero applicate anche almeno nella buffer zone. E questo, ripeto, per dare uniformità alle applicazioni anche di normative. Cioè immaginatevi uno che deve sistemare, allora uno perché in core zone deve rispettare certi criteri, appena sotto l'altro può fare con la buona pratica. Tra l'altro la buona pratica imposta da chi? Perché anche questo c'è scritto seguire le buone pratiche, le indicazioni. Ma cosa vuol dire seguire la buona pratica? O è prescrittivo o è legge o non lo è. Vuol dire che poi posso fare, quello che meglio crede. Ecco, questo era il mio appello per quel che riguarda stasera. Non so se questa sera non ci sono le condizioni per magari approvare questa idea, la rilancio per quanto riguarda la stesura del PAT e del piano degli interventi, perché secondo me adesso vedremo anche gli altri comuni che scelte fanno, però ripeto, se si è deciso di salvaguardare un territorio va salvaguardato fino alla fine. Poi altre considerazioni che sono di tipo sociale, però mi sento di fare e poi chiudo, sono legate a chi ci vive su questi territori. Oltre a quelli che naturalmente lavorano, hanno le aziende e insomma i produttori che appunto sono stimolati a investire, ricordiamoci che c'è una popolazione, no? E qui mi viene da evidenziare che c'è il grosso problema sentito per quanto riguarda l'uso dei fitofarmaci, per quanto riguarda il trattamento soprattutto delle coltivazioni di vigneti. Allora nel disciplinare c'è una voce specifica in cui il punto 1.16 dove per tutta questa normativa viene rimandato al regolamento intercomunale di polizia rurale, però dice anche che viene approvato e mantenuto aggiornato dai comuni interessati della core zone e della buffer zone. Allora ecco qui un appello di nuovo a cercare di tenere aggiornato questo regolamento intercomunale anche per vedere dove ci sono dei siti sensibili e di raggruppamenti anche di popolazione o raggruppi di popolazione vulnerabili e ricordiamoci di lavorare anche all'aggiornamento del piano di polizia rurale. Ecco, mi fermo qua. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. C'è qualche intervento? Qualche prenotazione? Consigliere Gomiero, prego. Volevo rispondere alla consigliera che quelle zone lì sono già omogenee per se stesse. Non è che quello vicino o 50 metri più in là possa stravolgere completamente il territorio, perché poi interviene la sovrintendenza, sono tutte zone vincolate dalla sovrintendenza, quindi non ci sarà la possibilità di costruire un capannone enorme, una piscina o roba 10 metri fuori dell'UNESCO, quasi sicuramente, perché ho visto che adesso che sono state trasformate questo periodo qua, sono state abbellite e anche sono tenute in un modo egregio
altre parti del territorio non sono così belle come quelle zone lì. Sì, hanno piantumato questi vigneti, poi rientrano tutti in DOGC, tutti quei territori là, anche i buffer zone là sono tutti DOGC, quindi è loro dovere, per avere una qualità dei loro prodotti, non esagerare con l'uso di fitofarmaci e roba del genere, perché sono sempre più controllati. Grazie consigliere Gomero. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, le considerazioni che vanno fatte, visto che stiamo parlando di queste zone specifiche del nostro comune, è che ben vengano le prescrizioni che però hanno il sapore della stalla che viene chiusa quando i buoi sono già scappati. Stiamo parlando di una delle zone più belle di Vittorio Veneto che hanno subito pesantissime trasformazioni morfologiche ad uso dei produttori di prosecco. Sono sparite le colline addirittura, perché tutti quanti sappiamo che lo skyline è stato rimodellato, non sono più le colline di prima, sono sparite le siepi, fattore fondamentale per l'avifauna e per la diversità, sono spariti i torrenti che sono stati intubati, è sparita addirittura una strada comunale con tanto di registrazione sulla toponomastica vittoriese, la via Valle Caldaz, una strada usata dalla gente per millenni probabilmente, che all'improvviso è stata chiusa all'accesso, non so quanto lecito sia stata questa operazione, addirittura è sparito anche il cartello con il nome della via, sarebbe forse da verificare. Ecco, e quindi appunto c'è questo strano, rimane questo strano, questo sapore così di delusione, perché quella zona andava salvaguardata a suo tempo, anni fa. Grazie consigliere De Bastiani. Consigliere Dus. Sì, in commissione si era parlato, il sindaco in particolare aveva parlato di una questione relativa a un puzzle di trasformazione dei vigneti, se non sbaglio, si era riferito sempre a questo punto. Mosaico, sì, mosaico. Ecco, se potevate chiarire questo aspetto e come questa cosa qui influisce, e questo regolamento influisce o influirà oppure non avrà effetti sulla riorganizzazione, sul disegno futuro dei vigneti, e se questa cosa qui ha un valore retroattivo oppure no, perché appunto parliamo di paesaggio e potrebbe essere appunto che il paesaggio subirà una trasformazione. Una considerazione su tutta questa vicenda, no, non è di certo colpa dell'UNESCO nel nostro territorio, però io credo che il valore del simbolo UNESCO negli anni stia un po' appunto perdendo, scusate il giro di parole un po' intricato, perdendo valore, nel senso che mi pare che si continuino ad attribuire a siti, a tradizioni il valore appunto di patrimonio dell'umanità, e così però non si fa altro che annacquare un po' quello che è il simbolo e il valore stesso del patrimonio UNESCO. Questo non significa che il nostro territorio non ce l'abbia, però anche l'altro giorno leggevo che i portici di Bologna sono stati considerati patrimonio UNESCO. Bellissimi portici di Bologna, però è un'altra cosa che l'Italia è il paese che ha più siti UNESCO e ovviamente la cosa non può che farci piacere, però se continuiamo ad attribuire
appunto valore UNESCO a delle cose, non vorrei appunto che poi si perdesse il significato e poi anche quello che potrebbe essere un ritorno economico, di immagine, eccetera, eccetera. Era così una piccola parentesi che mi sentivo di fare. Il nostro territorio ha sicuramente un valore paesaggistico, culturale e in questo caso legato a una tradizione importante. È anche vero che in alcune zone questo è stato valorizzato e fortunatamente le nostre sono un esempio, e in altri territori anche presenti nella core zone o nella buffer zone, cioè gli scempi sono stati fatti purtroppo e sono ancora presenti, e ahimè questo regolamento, voglia o no, non andrà a influire in nessun modo in questo. Grazie. Grazie consigliere. Prego, vice sindaco. Sì, prima della risposta dell'ingegner Curti sul mosaico, volevo, Presidente, le faccio un invito a lei. Visto che in molte occasioni ha invitato il Consiglio a visitare dei luoghi di Vittorio Veneto, magari a qualcuno sconosciuti, e sono iniziative che prende, che apprezziamo, io la invito a organizzare un'uscita in core zone con i consiglieri, perché magari riesco a trasmettere al consigliere De Bastiani una visione totalmente diversa da quella che ha prima presentato. E secondo me i miglioramenti che sono stati fatti in core zone sono miglioramenti eccezionali, che hanno dato valore al territorio. Sono stati fatti dei lavori magnifici, io ci vivo lì da 40 anni e ho presente com'era la zona e com'è adesso, però sono disposto a un confronto sul luogo con i consiglieri, e vediamo, perché molte volte sento delle parole da persone che mi sembra che vivino in tutt'altra parte del mondo. Quindi la invito a organizzare, adesso facciamo passare magari l'agosto a prima delle vendemmie, andiamo a fare una visita tutti insieme in core zone. Grazie. Ovviamente l'invito è accettato e mi impegno sin da oggi a organizzare l'uscita. Bene. Consigliere De Bastiani, ancora De Bastiani, prego. Scusate, silenzio per favore in aula. Intervengo di nuovo perché sono stato chiamato in causa e quindi è fortunato il vice sindaco Posocco che vive lì da 40 anni, io purtroppo sono tanti di più e conosco quella zona da qualche decennio in più del vice sindaco Posocco, e quando andremo nella core zone a visitare io vi saprò anche dire cosa ci sono sotto a quei vigneti, l'apporto di spazzatura che è stata portata, ma ve lo dico perché l'ho visto, perché io ho assistito personalmente ai riempimenti di valli con vecchie lavatrici e altri detriti di tutte le sorti. Fra qualche millennio qualche nostro archeologo com'è? Sì, beh, ma posso anche indicarvi i posti esatti, perché io ci ho vissuto anch'io in quel posto là, e quindi sabato e domenica facevo sempre passeggiate in quei posti là, e quindi vedevo i lavori anche che venivano fatti. E poi magari sentiamo la testimonianza di persone più anziane di noi che ci spiegano quando frequentavano le strade della Val dei Fiori, quando potevano avere il libero accesso, che adesso non esiste più il libero accesso, e poi vediamo, e quello è facile da vedere, non serve essere una cosa, basta vedere le costruzioni e i dislivelli che si sono creati tra gli edifici e gli sbancamenti incondizionati che si sono realizzati in questi ultimi 20 anni. Poi facciamo anche una considerazione sulle siepi che non ci sono più. Al vice sindaco probabilmente dell'avifauna e degli animali che vivono nella campagna, di tutto quel tessuto, di tutta quella biodiversità che caratterizza, no, il territorio, che probabilmente non ne frega niente, ma per fortuna c'è gente che
che ha a cuore queste cose. Presidente. Grazie, prego. Sì, ci confronteremo sul territorio. L'altra sera, lo dico sottovoce perché magari avevo 5 caprioli sotto casa, nell'orto sono pieni, cose che in Val dei Fiori fino a 10 anni fa non esistevano, adesso veramente io vedo un'altra cosa rispetto a lei. Vedremo, andiamo insieme, ci confronteremo liberamente, con tranquillità, quando saremo lì. Ok. Allora andiamo avanti, faremo questa visita. Faremo questa visita in... Silenzio, per favore. Faremo questa visita dei consiglieri in Val dei Fiori, sono contento di vedere che queste visite sono apprezzate anche da alcuni assessori e vice sindaco. Prego, assessore Antiga. Se posso, grazie Presidente. Solo per dire che non è un annuncio eclatante, a Formeniga ci sono le lucciole, non quelle che magari, le lucciole quelle che intendiamo io e lei. Un'altra nota che volevo invece fare, perché ho visto che non è agli occhi di tutti saltato, quando ho fatto la definizione di core buffer zone nel comune di Vittorio Veneto c'è un francobollo bianco che ci siamo chiesti perché è stato lasciato, non ci hanno dato risposta, stiamo vedendo se riusciamo a far che tutto il territorio diventi giallo, ma se notate, se magari l'ingegnere col mouse riesce a vedere, ecco, là è sempre comune di Vittorio Veneto e vedete che quel francobollo là è rimasto bianco. Non sappiamo perché, stiamo cercando di capire se c'è la possibilità di ricucire tutto il tessuto e di portarlo buffer, che troviamo corretto che sia buffer anche quello. Questa era una nota che era collegata ai lavori che magari mi sembrava che all'occhio saltasse immediatamente, invece ho dovuto farlo. Grazie. Grazie, assessore Antiga. Mi permetti? Sì, prego, assessore Fasan. Solo una battuta per rispondere a Alessandro De Bastiani che parlava di lavatrici interrate. Io proporrei al Presidente del Consiglio di venire in Valle Alpesina, quel Consiglio dove che il Comune di Vittorio Veneto ha scaricato i rifiuti urbani per 40 anni. È chiaro, ma cosa andiamo a tirare fuori? Va bene, faremo una visita anche in Valle Alpesina. Continuiamo. Silenzio in aula, per cortesia. Allora, silenzio in aula che andiamo avanti. Non vedo altre prenotazioni. C'è qualcuno che si prenota? Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. No, solo una notazione tecnica, perché siccome alcune correzioni devono essere fatte, mi chiedevo come mai, se l'incarico è stato dato mi pare in giugno, se non ricordo male, qua le norme tecniche parlano della legge regionale 6 giugno 19 e le norme tecniche risultano a piedi pagina aprile 2019. Era per capire, cioè sistemare un po' le date e gli articoli in modo che, siccome poi esce dal comune, giusto? Sì, è bene presentare la roba anche formalmente fatta bene. Aggiungo solo una cosa nel merito. Se da un lato concordo con quello che ha detto la collega Bagliana rispetto alla diversità, ma è inevitabile. Non è che quando finisce una strada a 50, anche quella dopo non è 70, beh, andiamo a 50 anche lì. Ovviamente il territorio è graduato. Si tratta di vedere se la gradazione che è stata fatta è più o meno corretta. Mi spiego. In alcune zone, zoomando si vedeva bene, ci sono degli edificati degli anni 70, degli anni 80, e quindi dire che quelli sono di pregio, spero che sia bei, che abbiano un pregio storico, che rientrino francamente ho qualche dubbio. Però per l'amor di Dio, speriamo, come dicevo prima, che ci sia anche una certa, lo dico in senso buono, comprensione, visto che come dire, è un processo che dovrà essere rodato anche coi tecnici.
quello della nuova documentazione che viene richiesta, ma credo che una attenzione nei confronti del territorio, mi pare che unanimemente si sia riconosciuto che nelle varie amministrazioni, nei decenni è avvenuto a Vittorio Veneto, salvo qualche sgorbio, come in tutte le città, ma una certa attenzione ci sia sempre stata nei vari piani regolatori e nelle varie varianti. Mi auguro ovviamente che ci sia anche adesso, soppesando ovviamente zona per zona, territorio per territorio, senza stravolgere nulla, ma senza neanche mortificare interventi che possono essere fatti cum grano salis e senza devastare assolutamente il territorio. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Bene, non vedo altre prenotazioni, passerei alle dichiarazioni di voto. Sì, prego. Prego, consigliere. Sì, scusi, no, credo dovrebbero essere illustrate prima delle dichiarazioni di voti cosa si vota, nel senso che le annotazioni che abbiamo sollevato prima credo che a quelle si debba dare risposta, nel senso che mancavano articoli, mancavano commi, ci sono date, c'è qualche refuso prima di approvarlo, credo che debba essere aggiustato, grazie. Allora faccio una sintesi veloce di questi punti che dovranno essere sistemati. Parto dall'ultimo, questo aprile 2019, anche questo è un problema grafico perché se noi prendiamo le nostre norme di attuazione vigente è l'ultima riga aprile 2019, quindi è la copertina delle norme vigenti che riporta questa data e la copertina non è stata modificata, per cui è venuto poi stampato male, ma è riportato nel testo vigente. Chiaramente approvandolo nuovo andrà scritto settembre 2021 perché andiamo ad approvare quest'anno la prossima variante, quindi con l'approvazione questo aprile 2019 diventerà settembre 2021. Dovranno essere quindi corrette nella relazione a pagina 17, se ricordo bene, scusate che la riapro. Pagina 17. A pagina 17 tutti i rinvii agli articoli che sono saltati e poi dovrà essere corretto l'articolo 10, cioè dovrà essere corretto graficamente il capitolo 10 indicando il comma 4 e quindi correggendo la formattazione del paragrafo. Tutto questo possiamo farlo con un'osservazione d'ufficio prima dell'approvazione perché sono effettivamente errori materiali, non di contenuto. Va bene, c'è qualcos'altro che ci siamo dimenticati? Non mi pare. Consigliere Tonon, mi pare che le cose che aveva notato siano state recepite e quindi... Bene, passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto. Prenotazioni per la dichiarazione di voto. Consigliere Bagliana. No, allora, noi saremo orientati verso l'astensione, ma per un semplice motivo, perché io sono convinta che il disciplinare nella parte dove riguardava la core zone, cioè le prescrizioni, dovesse essere adottata anche per la parte per la buffer zone e sono convintamente convinta di questo, nel senso che proprio per uniformare il terreno, anche per quello che ha detto prima l'assessore Posocco, proprio per dare valore a queste zone, per tutelarle, per valorizzarle, io sono dell'idea che queste prescrizioni dovevano essere applicate anche alla buffer zone. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni, consigliere Dus? Sì, allora, premesso che naturalmente chi fa sbaglia sempre qualcosa, quindi
E chiaramente anche nel redigere un documento così importante abbiamo visto che ci sono stati vari refusi e vari errori. Quindi, però, ripeto, io ad esempio non ho fatto nulla e quindi era impossibile per me sbagliare. Fatta questa banalissima premessa, chiederei una maggiore attenzione, visto che paghiamo poi dei professionisti per fare questi lavori, anche perché poi noi queste cose qui le dobbiamo votare e rispondiamo noi di queste cose qua. Detto questo, che riguarda diciamo la questione più fiscale, amministrativa, banale se volete, burocratica, ecco, siamo a favore di questo documento, siamo a favore anche della sua applicazione, con la speranza appunto che, questo dal nostro punto di vista, queste norme nuove che noi andiamo, questi nuovi regolamenti che noi andiamo qui oggi a votare, non ricadono esclusivamente sui singoli cittadini, ma invece l'onere venga in qualche maniera, non dico distribuito nei confronti del comune, che purtroppo chi fa l'intervento dovrà pagarselo, però voglio dire che ci sia un occhio di riguardo, perché se ci sono degli investimenti, ci sono delle aree da rivalutare, rigenerare, come si è detto tante volte, il cittadino non si trovi invece frenato da orpelli amministrativi di cui francamente non c'è bisogno. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni? Consigliere Rosset, prego. Buonasera, grazie Presidente. Ora, io ringrazio i consiglieri Dus e Tonon per quello che hanno detto, lo condividiamo, perché effettivamente questi refusi bisogna mettere un po' di più attenzione e anche per noi il voto sarà favorevole e ringrazio ancora i due consiglieri. Grazie. Grazie. Consigliere Varaschin, prego. Buonasera, preannuncio già voto favorevole. Sono stato per quasi 2 mandati presidente del quartiere della Val di Fiori, quindi conosco molto bene quelle zone. Erano molto più degradate prima, c'erano molte frane, c'erano di continuo movimenti franosi che influenzavano anche le strade. Adesso è molto più ordinata e più bella, insomma. Grazie. Grazie consigliere Varaschin. Penso che possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 2. La delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2021-2023, quarta variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2020, modifica del piano triennale delle opere pubbliche e DUP 2021-2023. Lascio la parola al vice sindaco Posocco per l'illustrazione della delibera. Sì, grazie Presidente. La quarta variazione di bilancio praticamente questa sera riguarda 2 punti, di cui il più importante riguarda anche la modifica del piano triennale delle opere pubbliche. Avendo, se l'assessore Fasan è d'accordo, avendo qui l'ingegner Curti, farei parlare loro, insomma, perché riguarda un attimo appunto la modifica del piano triennale delle opere pubbliche. Ecco. Grazie vice sindaco, lascio la parola all'assessore Fasan. La ringrazio Presidente. Qui andiamo a fare valutare la seconda variazione del piano opere pubbliche. Si tratta di un unico punto nel piano triennale 2021-2023 e si tratta dell'intervento denominato adeguamento impiantistico del polo museale di Serravalle, per il quale è in corso la progettazione definitiva esecutiva. Si è ravvisata la necessità di incrementare l'importo dell'opera di ulteriori 150.000, elevando pertanto l'importo a 350.000.
Cosa è successo? Noi avevamo nel piano opere pubbliche questo intervento di adeguamento impiantistico, però alla visione, avevamo già un progetto, alla visione di ulteriore verifica fatta dallo studio Gava, dice che bisogna implementare questi soldi perché bisogna adeguarlo alle nuove normative. Per questo abbiamo fatto un nuovo piano che abbiamo sottoposto ai vigili del fuoco, che è stato approvato la scorsa settimana col progetto definitivo. Poi il progetto esecutivo verrà consegnato penso la prossima settimana e poi verrà mandato ai beni ambientali. Perché questa fretta? Perché cerchiamo disperatamente, restringendo i tempi, di partecipare a un bando di finanziamento che scade il 30 di agosto. È uscito questo bando, abbiamo avuto delle difficoltà temporali nell'applicare questo nuovo progetto. Mi auguro che i beni ambientali e storici ci diano la possibilità di poter partecipare a questo bando. L'ho detto anche in commissione consigliare. Speriamo. Comunque il progetto esecutivo verrà presentato in settimana e i soldi li abbiamo messi. Va bene. Ci sono domande? Grazie, Assessore. Allora, anche qui, se abbiamo qualche domanda secca, tecnica, prego, consigliere Dus. Sì, io vorrei capire esattamente, cioè, quando si parla di polo museale di Serravalle, quando si parla di polo museale di Serravalle... Cenedese e archeologico, è archeologico. Tutti e due. Quindi sia per il cenedese che per l'archeologico vengono adeguati gli impianti. Vengono adeguati gli impianti e tutti gli impianti costa 500.000 euro? No, 350.000 euro. 350.000 euro. No, invece una riflessione, questa era, ok, grazie della risposta. Una riflessione però parlo da non esperto assolutamente della materia e anche poco frequentatore, cioè sulla valenza culturale del nostro museo archeologico. Cioè noi adesso facciamo un investimento molto importante perché per adeguare gli impianti e poi consentire l'accesso al museo che in questo momento è interdetto. Ma siccome l'investimento è una cifra iniziale molto importante, poi probabilmente magari ci consentirà di questa cosa qui di accedere dei bandi, trovare ulteriori finanziamenti. Ma mi chiedevo, ovviamente è un giochino molto semplice, ma non potevamo investire questi soldi, che ne so, nella biblioteca? Mia riflessione. E poi voi direte, no, abbiamo deciso di metterli là e ok. E quindi, no, Sindaco, è inutile che sbuffi. Posso fare una riflessione e dire, secondo me, se avevo 350.000 euro... No, lo so. È una domanda o un intervento? Perché è un mix. È una un mix. considerazione. Allora lo tengo come primo intervento. Tra la domanda e l'intervento. Ho fatto una domanda. Non potevamo investire questi soldi in un'altra opera? Questa è la domanda. La riflessione è, dal mio punto di vista, sì, si poteva farlo in un'altra opera. Invece io le rispondo che avevamo già un progetto di adeguamento degli impianti. Abbiamo fatto una riflessione complessiva e l'abbiamo adeguata completamente perché con 200.000 non si riusciva a chiudere. Allora fare i lavori a metà non ne valeva la pena. Abbiamo fatto questa variazione del piano opere pubbliche, abbiamo aggiunto 150.000 sperando di riuscire anche a prendere un finanziamento. Per quanto riguarda la biblioteca, ci sarà un altro capitolo, speriamo, no? Sì. Non finisce mica qui l'amministrazione. La premessa, oltre a dire che io di questa cosa qui non ne so nulla, mi chiedevo se aveva una valenza culturale tale da richiedere un investimento di questa portata. Io parlo di immobili. Non parlo di valenza culturale, io devo adeguare gli immobili. Io sono assessore ai lavori pubblici, adeguo gli immobili. Un attimo, Assessore, vi ricordo che gli interventi, allora,
Se ci sono delle domande tecniche secche si fanno subito in modo che ci siano dei chiarimenti. Poi gli interventi a carico dei consiglieri e anche assessori sono interventi di n minuti con cui uno fa un ragionamento tipologico, non esistono i botta e risposta, altrimenti qua non la finiamo più. Questo è il regolamento e cerchiamo di rispettarlo. Allora, andiamo. No, un attimo solo, sì, volevo dire, finita. consigliere Dus, io sono solo assessore ai lavori pubblici e sto facendo un adeguamento impiantistico. Non posso lasciarlo a metà. Se ho la possibilità, con un avanzo di amministrazione, aggiungendo 150.000 euro, di adeguare tutto il polo museale, io lo adeguo. Poi le riflessioni che fa lei va benissimo, ma sono un'altra cosa. Grazie, Assessore. Consigliere Bagliana, prego. Allora, innanzitutto nel merito di questo intervento non ho nulla da eccepire e quindi insomma capisco la motivazione. Io approfitto della presentazione ancora una volta, cioè della modifica del piano delle opere pubbliche, per chiedere lo stato di avanzamento rispetto a alcune opere, cioè nel senso che insomma, mi sembra giusto anche dare delle risposte rispetto a certe questioni. Innanzitutto la prima che vorrei sollevare è relativa agli ultimi articoli di stampa che abbiamo visto in questi giorni, relativi al taglio di alcuni pioppi cipressini malati lungo via Francesco da Milano, e contemporaneamente a questo so che è prevista una potatura per i rimanenti alberi che non verranno abbattuti. E in merito a questo specifico intervento volevo sottolineare il fatto che, come ho letto dai giornali, lei è incerto sulla sostituzione completa delle piante oppure sul ripiantare la stessa tipologia di alberatura. Ecco, volevo solo far presente che secondo il mio pensiero è di fondamentale importanza mantenere l'assetto paesaggistico delle nostre zone, dei nostri viali, dei nostri scorci, e che quindi, e l'ho già ripetuto in precedenza, queste caratteristiche di questi alberi rendono la nostra città, le nostre vie uniche, secondo me, a livello anche regionale. Quindi invito l'assessore all'ambiente a mantenere la tipologia, se non la stessa, molto simile, per mantenere il paesaggio che caratterizza poi i nostri viali e i nostri luoghi. Però viene spontaneo, penso a tutti noi consiglieri, quando io ho letto via Francesco da Milano mi è venuto un flash e la mia mente è scappata e si è ricordata immediatamente di un altro annoso problema problema ancora insoluto, che è quello del divieto di transito delle autovetture in via da Milano. Giusto per riassumere la questione, ricordiamo che adiacente appunto a via da Milano c'è la Corte Tonello, dove nel 2009, quando era stato concesso il permesso di edificare, erano state prescritte due indicazioni obbligatorie, quella che consentiva l'accesso alla Corte Tonello solo dal via Cavour, e in più c'era la prescrizione che nella Corte c'era l'obbligatorietà di acconsentire l'apertura giornaliera nel passaggio dalla Corte a livello pedonale, da un punto di vista pubblico, tra via Cavour e via da Milano. Allora, siccome il 30 luglio 2019 in quest'Aula, quindi 2 anni fa, è stata votata una mozione che affrontava questo tema, mozione proposta dal consigliere Darè, che ha avuto anche il nostro voto favorevole e che lei sindaco ha fatto anche propria, nel senso che è stato dato mandato alla Giunta, e lei nelle sue dichiarazioni di quella seduta diceva tra le premesse che si sarebbe fatto carico di cercare di risolvere la questione e che avrebbe avuto il piacere nel più breve tempo possibile di riportare in Consiglio Comunale le conclusioni rispetto a questa questione. Ecco, la cosa che mi sembrava, approfittando appunto del piano delle opere pubbliche, di chiedere delucidazioni rispetto a questo punto, e se la Giunta
ha fatto degli avanzamenti rispetto a questa. L'altra questione, e è l'ultima che affronto, è quella relativa alla scuola materna di San Giacomo, che sta a cuore alle famiglie, ai bambini che frequentano la scuola materna di San Giacomo, e io sono ferma agli aggiornamenti che lei sindaco ci ha dato nel consiglio del 27 maggio, nel quale affermava che il giorno successivo avrebbe firmato la convenzione con il Cesana rispetto appunto alla gestione dell'edificio, e poi c'era stato l'invio al Genio Civile del progetto esecutivo che per le migliorie antisismiche, e stava aspettando la risposta dal Genio Civile per far partire i lavori durante l'estate e quindi dare la possibilità ai bambini di rientrare a settembre con i lavori ultimati. Ecco, i quesiti che faccio due sono: se mi conferma la venuta firma con il Cesana e se ha avuto risposta dal Genio Civile, visto che mi sembra che i lavori non sono partiti e forse non si andrà, e gentilmente se mi dà risposta anche su questo. Grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Rispondo io? Beh, sì, un attimo che vediamo se magari così... Se deve rispondere l'assessore, volevo chiedere l'adeguamento impiantistico, mi sembra di aver capito che prevede per sicurezza antincendio, esatto, e elettrica, sì. Volevo chiedere se c'è previsto anche il riscaldamento, se sappiamo che il Museo del Cenedese purtroppo non ha l'impianto di riscaldamento, un problema che va sicuramente risolto prima o dopo. Adesso io non so cosa possa costare, però è una delle grosse carenze di quel museo, che appunto d'inverno i pochi visitatori sono anche in condizioni così di forte disagio dovuto a questo. Per il momento mi basta così, dopo. Grazie. Rispondo io? Sì, prego, Assessore. Allora, velocissimamente rispondo alla consigliere Belliana. Se lei ha visto la determina di acquisto, ci sono 10 pioppi cipressini, pertanto verranno sostituiti con la stessa tipologia. Non è che l'assessore taglia alberi, si diverte a tagliare gli alberi, perché sia ben chiaro questa cosa qui. Ci sono 2 piante secche, diciamo così. Allora abbiamo dato incarico a un agronomo di fare una valutazione e una scheda pianta per pianta, aveva fatto la radiografia, ha fatto la riflessione albero per albero, ci ha consegnato una relazione che poi che se vieni nei miei uffici te la faccio vedere, poi fai domanda agli accesso agli atti, in cui dice che ci sono 10 alberi pericolosi. Allora, fino a quando che non si sa che sono pericolosi, tutto va bene, tanto non sappiamo. Adesso che è certificato che sono pericolosi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliarli, sostituirli, basta. Questo è quello che devo fare io, non posso fare in maniera diversa, è ben chiaro questa cosa qui. D'altra parte gli alberi quando raggiungono una certa età vanno sostituiti, perché si vede benissimo che quando c'è qualche evento atmosferico più grave i rami cadono sulla strada e se prende qualcuno non è sicuramente chiamato in causa né il sindaco né l'assessore, ma il dirigente e il responsabile del verde pubblico. Allora c'è questa relazione fatta da un agronomo e noi andremo in beni ambientali e ci diranno cosa fare. Poi al consigliere De Bastiani, quello che facciamo noi è l'adeguamento impiantistico. Abbiamo fatto un adeguamento che è passato attraverso la commissione regionale dei Vigili del Fuoco in deroga, perché chiaramente cosa succede? In un palazzo che ha 1000 anni non si possono fare dei adeguamenti normativi
adeguati le nuove normative, si andrà in deroga. Siamo passati in deroga a Padova la scorsa settimana, adesso stiamo facendo il progetto esecutivo, ci verrà consegnato, andremo ai beni ambientali storici e speriamo che prima di fine mese abbiamo l'ok per poter partecipare a questo bando. Ecco. Se ho tralasciato qualche domanda, sono qua. Grazie, Assessore. Altre prenotazioni? Mi avevano fatto una domanda. Sindaco, prego. Consigliere Bagliana, sì, stiamo ancora aspettando dal 22 di febbraio la risposta del Genio Civile. Quindi, allora, sì, stiamo ancora aspettando la risposta del Genio Civile, che ha preso tempo ancora. La firma della convenzione non è stata materialmente fatta, bisogna trovare il tempo materiale di farla, è tutto pronto. Consigliere De Bastiani, ma c'era stata un po' una guerra per ottenere l'adeguamento degli impianti dell'archeologico, no? Era stata forte la richiesta anche sua? Sì, no, perché sembrava che questa sera si potesse farne a meno. Altre prenotazioni? Non vedo nulla. Secondo giro, avanti. Non vedo nulla. No, ecco qua. Consigliere De Bastiani. Allora, poiché il consigliere Dussi ha tirato in ballo la biblioteca, non posso astenermi di fare anch'io una considerazione. Ho sbagliato? Ho sbagliato? No. E mi rivolgo al presidente della mia commissione, no? Che l'altro giorno appunto ne abbiamo discusso in commissione e Gomiero appunto si è dichiarato soddisfatto delle dichiarazioni perché appunto il sindaco ci ha detto che ci stavano pensando, no, alla biblioteca. Sì, l'ha detto il sindaco, è stato dichiarato anche in altri posti. Però adesso questa sera che abbiamo di nuovo in mano, no, il piano delle opere pubbliche triennali, purtroppo la biblioteca non c'è una voce biblioteca. Allora io non ho la capacità di leggere il pensiero, non sono capace. Sono capace di leggere le carte e nelle carte non trovo scritto quello che auspicherei che fosse scritto, insomma. Assessore Fasan, sono costretto a fare una controdeduzione perché lei dice se gli alberi sono pericolosi cosa devo fare io? Giustamente deve intervenire. E mi rifaccio quello che è stato detto in sala l'altro giorno. E se una biblioteca è pericolosa, cosa deve fare l'assessore ai lavori pubblici? Grazie. Grazie Assessore e grazie Consigliere. Consigliere Bagliana, secondo intervento. Sì, allora grazie. Allora, all'assessore Fasan vorrei dire che non c'ho scritto qua non si possono tagliare gli alberi quando c'è pericolo, nel senso che ogni volta che faccio un'osservazione lei mi dice sì, no, nel senso, allora, assessore, io sto dicendo che quando si tagliano degli alberi ho detto che bisogna cercare di mantenere la caratteristica tipica della nostra città e quindi possibilmente, compatibilmente con la situazione che ci troviamo, cercare di rimpiantare piante che mantengono un certo contesto di tipo paesaggistico. Naturalmente è più
ci vuole più impegno rispetto a questo, perché è facile mettere i cespuglietti, quegli alberelli là che non sai se il giorno dopo muoiono o prima di crescere ci mettono una vita, cioè voglio dire quei cespuglietti che non han senso in queste città che ormai sono solo asfalto. È più difficile impegnarci su alberature di un certo pregio, che sono importanti anche perché hanno necessità di manutenzione, però penso che sia una sfida di noi amministratori nel mantenere le caratteristiche tipiche di Vittorio Veneto. Detto questo, mi sorprende la risposta del sindaco e non so se questa sera sentirmi io veramente presa in giro, perché sindaco, lei durante il consiglio, magari intervengo dopo, non so se dopo vorrà, vabbè, faccio presente ai consiglieri comunali che durante il consiglio del 27 maggio il sindaco ha richiesto, se è stata firmata la convenzione col Cesana, dichiarava verrà firmata domani mattina alle 11:30. Allora, qui mi sorge una domanda politica. Allora, non abbiamo voluto firmare la convenzione con l'amministrazione uscente del Cesana, abbiamo aspettato fino ad ora per fare una nuova firma con l'amministrazione entrante, perché ormai l'amministrazione Castro sta uscendo, quindi a me a questo punto sorge qualche sospetto, perdonatemi, ma se doveva essere firmata il giorno dopo, e era già la seconda volta che si rimandava, io non capisco la motivazione perché non sia stata firmata. E qui dico che se è una volontà politica dovete dircelo, dico solo questo, ecco. Siate onesti almeno nelle cose, io dico solo questo, non raccontare tra virgolette le bugie, perché firmo domani mattina e poi non si firma, capite bene che la questione è in dubbio. E sulla scuola materna di San Giacomo, secondo me abbiamo fatto un passo molto indietro rispetto a dove eravamo rimasti, perché dalla sentenza del TAR che dava la possibilità all'amministrazione e al sindaco di attuare una convenzione abbastanza restrittiva e di salvaguardia nei confronti dei bimbi che frequentano, tanto è vero che era stato introdotto il biologico, abbiamo firmato una convenzione della durata di 1 anno, è una convenzione ponte che ci porterà addirittura forse al prossimo anno a togliere la questione dell'obbligo della coltivazione biologica. Capite bene che siamo tornati indietro di parecchio tempo, insomma, ecco. Allora io vorrei capire, se ce lo dite una volta per tutto a livello politico, se quella scuola materna ci volete impegnarvi a tenerla aperta, a implementarla, a rafforzarla, perché un comportamento così secondo me fa dedurre tutt'altro. Ultima cosa sulla questione della mozione approvata in questo Consiglio 2 anni fa, ancora non ho avuto risposta. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. C'è qualche altro intervento? O... Sindaco, prego. No, voglio rispondere al consigliere Balliana che le sue sono esclusivamente fantasie. Lei, consigliere, la invito liberamente di accedere ai nostri uffici e andare ai nostri uffici che lei conosce bene, quelli che chieda se non è pronta da tempo e se manca semplicemente la firma materiale perché non si mettono d'accordo su orario, le cose di venire a firmare. Esclusivamente quello. La invito di andare a verificare presso l'ufficio che segue queste cose qua. Punto. Grazie, sindaco. Non vedo altri interventi, a quanto pare. Bene, allora si può passare alla dichiarazione di voto.
Dichiarazione di voto, prego. Nessuna dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 2. La delibera è approvata con 11 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 11. Contrari? 0. Astenuti? 2. La delibera è immediatamente eseguibile. Bene. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni, forniture e servizi 2021-2022 e modifica del DUP 2021-2023. Lascio la parola al vice sindaco Posocco per l'illustrazione della delibera. Sì, grazie Presidente. Allora, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Il settore affari generali e servizi socioculturali chiedono le seguenti modifiche al programma biennale degli acquisti e forniture per il 2021-2022. Che sono, ve li elenco, sono 5. Una è la modifica dell'affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali con ridefinizione della durata del contratto e quindi anche dell'importo dell'appalto. La modifica dell'affidamento dei servizi bibliotecari, la modifica dell'affidamento dei servizi museali, la modifica dell'affidamento del servizio dei centri estivi e la modifica dell'affidamento dei contratti di assicurazione. Queste modifiche saranno oggetto di gara nei prossimi mesi. Il programma lo trovate nell'allegato che vi abbiamo dato, messo tra gli atti, in cui sono inseriti la stima dei costi, primo anno, secondo anno e le annualità successive. Se ci sono domande siamo qui a disposizione. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione. Prego, consigliere Dus. Sì, se non ho capito male, questa era la delibera che la volta scorsa era stata ritirata. Gli elementi di novità che si sono introdotti, che hanno determinato il ritiro, quali sarebbero? Questa era la prima domanda. E la seconda era, si tratta di, se non ho capito male, vanno a gara, quindi si tratta tutti di nuovi incarichi, quindi non c'è una proroga di incarichi precedenti. Si tratta tutti di incarichi che andranno a gara e quindi verranno rinnovati o prorogati, cioè sì, rinnovati se vanno a gara. Ok, grazie. Grazie. Consigliere. Altri interventi? Altre prenotazioni? Bene, se non ci sono prego Vice Sì, Sindaco. giustamente il consigliere Dus faceva notare che era una delibera che doveva andare nel precedente Consiglio Comunale, però ci siamo accorti che avevamo sbagliato delle cifre e quindi siamo andati a portare le correzioni questa sera, quindi l'avevamo ritirata e le do la specifica. L'affidamento ai servizi museali del Museo della Battaglia, il primo anno avevamo messo una cifra di 63.000 euro, in realtà sono 20.500 euro. Il secondo anno avevamo messo 84.000 euro, in realtà sono 80.661, e il terzo anno invece la cifra è più alta,
perché avevamo messo 280.000 e in realtà sono 340, no scusi, non il terzo anno, le successive annualità. Il totale erano 427.000 e qua sono 443.000, questa era la prima differenza. La seconda differenza riguarda l'oratorio dei battuti, in cui la prima annualità prima era di 23.250, in realtà è di 10.561, poi 31.000 in realtà è 42.000 e i successivi anni erano 103.000, in realtà sono 179.000. Per un totale di 232.000 euro. E poi era rimasto fuori l'affidamento di servizi museali e Bacco da Seta, che nel precedente schema non era stato inserito. Ci siamo accorti di questo e l'abbiamo ritirato. Ecco. Consigliere Queste Dus. sono le tre motivazioni. Sì, Prego. Volevo capire come mai ci sono cifre così elevate tra un'annualità e l'altra. Cioè, perché passiamo del primo anno, come ha giustamente detto, che per dire il Museo dei Battuti 10.000, poi il secondo anno sono 42 e il terzo sono 179. Se poi lo spieghi, no, perché se no uno leggendo così dice come mai ogni anno sale in maniera... Va bene. Non vedo altre prenotazioni. Se vogliamo passare alla dichiarazione di voto. Consigliere Dus, Prego. Questo glielo faccio spiegare meglio dall'assessore alla cultura, che è senz'altro più precisa di me. Assessore Uliana, prego. Allora, io vorrei che lei mi facesse una domanda precisa per poter rispondere. Se me la può rifare. La ripeta. Sì. Chiedevo come mai c'è un incremento tra gli incarichi, ad esempio per il Musei del Cenedese Oratorio dei Battuti si passa il primo anno da 10.000, il secondo anno a 42 e il terzo anno a 179. Allora, io non so che cosa lei stia vedendo. Io mi riferisco al verbale di delibera della Giunta e ho uno specchietto dove per il Museo della Battaglia l'importo annuo al netto di IVA annuo del primo anno è 66.116, annuo IVA inclusa 80.661, valore complessivo netto triennio più rinnovo biennale proroga tecnica 363.638, valore complessivo 443.638.34. Stiamo parlando della stessa cosa? No. Questo Museo della Battaglia, poi c'è il Museo del Cenedese. Scusi, ma noi approviamo la delibera di consiglio, non di giunta? Sì. E qui nella delibera di consiglio io ho queste cifre qua che ha letto prima. Io mi riferisco a queste Sì, ma lei si può riferire a quello che vuole, io mi riferisco a quello che mi danno da votare. Allora, qualcuno mi chiarisca come mai passiamo da 10 a 42 a 179. Allora passiamo un attimo la parola al vice sindaco Posocco. Allora, Prego. penso, ma sarò magari più preciso, che la prima annualità sia riferita alle mensilità che mancano per la scadenza dell'anno del 2021, quindi riferito fai il bando adesso e sono qua. Poi ci sono due importi annuali, il terzo importo è l'importo non riferito al terzo anno, ma c'è il terzo anno più 2 anni di eventuale proroga più i 6 mesi, assessore, mi sembra, di eventuale proroga tecnica. Quindi credo che la cifra complessiva sia da mettere a bando sia dovuta ai 3 anni più i 2 più i 6 mesi di proroga tecnica, divisa per annualità. Poi sul primo anno non sono preciso in questo momento perché non so se il bando sia a settembre o sia a ottobre o sia ad agosto, quindi non lo so, però la divisione è questa. Bene. Cioè nel senso, uno riguarda l'annualità 2021, non riguarda l'annualità 2022, 2023, 2024, 2025 più 6 mesi di proroga tecnica. Sì,
certamente. Sarà mia premura, sì. Certo. Va bene, mi sembra che sia stato anche abbastanza chiaro. Dichiarazione di voto? Non vedo dichiarazione di voto, quindi passiamo in votazione. Favorevoli alla delibera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 0. Astenuti? 4. 9, 4, 13. La delibera è approvata con 9 favorevoli, contrari 0, astenuti 4. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 9. Contrari? 0. Astenuti? 4. La delibera è immediatamente eseguibile. Ultimo punto all'ordine del giorno. Rettifica per mero errore materiale legato a 2, di cui è la deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 29 luglio 2021. Lascio la parola al Vice Sindaco Posocco che ci illustra qual è questo errore. Sì, è stato un errore puramente materiale che riguarda la precedente delibera di Consiglio. I vincoli derivanti da trasferimenti, erroneamente avevamo digitato, cioè la somma era giusta, ma sul totale erroneamente avevamo digitato l'importo di 430.807,94 anziché 431.107,94. Quindi chiediamo al Consiglio Comunale la rettifica. Grazie Vice Sindaco. Prego Consigliere Tonon. Grazie, io chiedo semplicemente perché nel dato atto c'è scritto che in data 4/8/21 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, presumo quello appena eletto per riconferma, ha comunicato lui che l'organo di revisione, quindi non so se parli a nome proprio o per conto dell'organo, se per conto dell'organo presumibilmente, non ritiene di dover esprimere un nuovo parere in quanto con il presente provvedimento si procede ad una mera rettifica di errore materiale. Allora mi chiedo perché il Consiglio Comunale sia chiamato a votare se è un mero errore materiale, mentre invece i revisori del conto non sono tenuti a dare un parere pur trattandosi di mero errore materiale. E mi spiego perché. Perché delle due l'una, o c'era un errore e quindi i revisori nel precedente documento portato all'approvazione di questo Consiglio hanno, come può succedere a tutti, sbagliato e quindi hanno dato un parere favorevole. Eh sì, se veniamo a correggere vuol dire che era sbagliato il provvedimento che è stato approvato prima. Ma nessun problema, ripeto, può succedere, segretario. Però se era sbagliato il loro provvedimento, il giudizio, quindi il parere che avevano dato, a maggior ragione dovrebbero essere tenuti a dare il loro parere, visto che questo è corretto, almeno così risulta sia dai nostri uffici che in questo caso da quel si capisce dai revisori del conto. Anche perché, come ha detto qualcuno, poveri cristi, i pagheremo per qualcosa o no? E quindi sarebbe opportuno che il loro lavoro lo facessero. Io mi sono permesso di guardare la normativa a cui fa riferimento il Presidente del Collegio dei Revisori all'articolo 239 del 267, comma 1, lettera B, punto 2, citato, l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni, 2 punti, il punto indicato è questo: proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, quindi credo siamo proprio nella fattispecie prevista. Quindi chiedo come mai il Presidente del Collegio dei Revisori ritenga, bontà sua,
di esprimere a nome di tutto l'organo di non dover dare parere su questa delibera. Grazie. Allora, qua lascio la parola al segretario che illustra tecnicamente come è venuta la cosa, perché... Sì, c'è poco da dire. È stato richiesto il parere, è stata comunicata la non debenza, o meglio, l'asserita non debenza da parte del Presidente. Inoltreremo ulteriori richieste per ulteriori delucidazioni, se così viene richiesto. Purtroppo l'ufficio l'ha richiesto, il Presidente del Collegio ha ritenuto di non dover rifare il parere, ritenendo evidentemente assorbito anche il presente provvedimento con lo scorso parere. Più di questo io non posso dire, non posso aggiungere altro. Se è del caso chiederemo ulteriori delucidazioni. Sì, posso? Sì, prego. Grazie Presidente. Segretario, chiedevo questo, sa perché? Perché la domanda è: se è un mero errore materiale, perché il Consiglio deve votarlo? Punto di domanda. E mi riferisco a quanto detto prima l'ingegner Curti. L'ingegner Curti prima, alla mia affermazione per cui ritenevo che i documenti presentati avessero qualche svista e dovessero essere ovviamente corretti, ha detto, beh, lo faremo, avevo chiesto che fossero fatti stasera, lo faremo d'ufficio perché trattasi di me. No, non ha detto questo, ha detto che siccome quello era un atto di adozione e successivamente c'era un atto di approvazione, nei 15 giorni della pubblicazione verrà non corretto d'ufficio dall'ufficio tecnico, scusate il gioco di parole, ma verrà presentata un'osservazione d'ufficio e in sede di approvazione verrà ovviamente votata l'osservazione e poi l'approvazione. Quindi in quel caso là la rettifica la farete con l'atto di approvazione della variante. In questo caso qua, non essendoci un procedimento composito di adozione ed approvazione, necessariamente bisognava fare la rettifica. Questa è la motivazione. Allora, Presidente, chiedo che l'intervento dell'ingegner Curti sia riportato a questo proposito parola per parola nella delibera, perché a memoria io non ho sentito parlare né di adozione né di approvazione, ma solo di correzione d'ufficio, punto. Però posso sbagliare, io chiedo che sia messa a verbale integralmente nella delibera, però non solo nel verbale, in modo che poi vedremo com'era l'affermazione. E aggiungo che mi sono guardato, ma non è cosa di un periodo antelucano, 30 settembre 2020, quindi meno di un anno fa, un comune in provincia di Piacenza, anche qui rettifica parziale per mero errore materiale, visto il parere formulato dall'organismo di revisione economico-finanziaria ai sensi del 239, eccetera, eccetera, eccetera. Ritengo francamente che a parte, spero sia scritto in data 4/8, non una telefonata, anzi chiedo copia della risposta dell'organo di revisione. No, segretario, non può dirmi che mi fa una ciacquerata al bar e mi ha detto non serve. No, io pretendo che ci sia la domanda e la risposta fatta all'organo di revisione, il quale ha affermato, tramite il suo Presidente, che non serviva il parere. Ovviamente io chiedo la documentazione scritta, perché lei mi insegna, lei che è molto preciso, che le amministrazioni parlano per atti, non per ciacquerare al bar, punto. Per cui ritengo doveroso avere questo. Aggiungo un'altra cosa. Mi pare singolare una presa di posizione da parte del Presidente dell'organo di revisione, per cui chiedo anche, visto che risponde a nome di tutto il Collegio, il verbale della prima riunione del Collegio di Revisori. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere Dus. Sì, tornando sulla questione, io mi sono appuntato, però poi appunto prenderemo nota del verbale, che l'ingegner Curti ha detto possiamo farlo d'ufficio perché sono meri errori materiali. Però può essere che la mia trascrizione sia stata
sia troppo veloce, la fretta e quindi... Confermo quanto detto. Perfetto, va bene, grazie. Grazie, consigliere Dus. Altre prenotazioni? Altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto, nessuna? Comunico Prego. che io non partecipo alla votazione di questo punto all'ordine del giorno perché non lo ritengo votabile. Sì, le chiedo di uscire dall'aula. Sì. Passiamo in votazione, quindi escludendo il consigliere Tonon che sta per uscire dall'aula. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 0. Astenuti? 3. La delibera è approvata con favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3. Votiamo la immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 9, contrari 0, astenuti 3. La delibera è immediatamente eseguibile. Chiudiamo il Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti.